Riparto 2013 non è granché, purtroppo è la metà esatta del fabbisogno nazionale e per il Veneto è addirittura inferiore rispetto alle richieste. E quindi noi oggi non siamo nelle condizioni di dire che le risorse che vorrebbero assegnarci sarebbero sufficienti per tutto il 2013. Ecco perché ho bloccato questo riparto, abbiamo solo dato il via libera per un anticipo perché noi dobbiamo dare alle imprese la certezza che i primi mesi, fino certamente a marzo, noi abbiamo coperto le richieste di cassa integrazione. A marzo avremo il quadro definitivo. Deve essere anche una risposta di certezza per i tanti lavoratori che in questo momento di Natale, le tante imprese che in questi giorni sono nell'incertezza di quello che sarà il loro futuro, dicendo che noi sugli ammortizzatori sociali in deroga ci crediamo, abbiamo visto che il Veneto li ha spesi bene, ne ha spesi pochi, l'ha fatto con grande senso di responsabilità e per questo pretendiamo che il governo dia maggiori risposte più certe per la nostra regione.